Nei prossimi giorni, fatta l'ordinanza dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal Capo Dipartimento, è questione di ore, ci sarà la nomina del commissario, di solito è il Presidente della Regione, che si avvale di un soggetto attuatore. Il soggetto attuatore è il sottoscritto. Convocheremo tutti i sindaci di tutto il Veneto interessati da questo evento. Ovviamente non possiamo farlo contemporaneamente, quindi chiedo un attimo di pazienza anche ai sindaci, li chiameremo tutti e affronteremo con loro le varie questioni sul tavolo. Maltempo in Veneto. Passata la tempesta, l'assessore Bottacin spiega come procederà l'iter che porta alla ricostruzione. Lo farà direttamente con i sindaci nelle prossime settimane. Sull'altopiano ci sono centinaia di migliaia di alberi abbattuti. Il tema degli alberi è un tema importante, ovviamente anche in questo caso stiamo cercando di gestire delle priorità. Ci sono aree in cui tutti questi alberi incombono sulle strade e sui corsi d'acqua e quindi c'è un rischio immediato per la popolazione qualora dovessero esserci ulteriori eventi meteo rilevanti, e ci sono alberi che invece sono in aree fra virgolette più sicure. Ovviamente la grande partita è quella di coinvolgere dei soggetti, dividendo le zone per lotti, coinvolgere dei soggetti perché vadano a prendersi il legname e lo lavorino. Le aziende venete in quest'ottica devono fare la propria parte. Cerchiamo di salvaguardare anche le ditte del Veneto, perché non possiamo permetterci che le ditte del Veneto, in modo particolare le aziende boschive della montagna veneta, vengano penalizzate 2 volte da questo evento. Alla battuta provocazione di Grillo, che ha parlato di alberi finti dell'Ikea per come erano stati tranciati, Bottacin non risponde con ironia. E non l'ho visto insieme a me con le scarpe piene di fango a dare una mano alla gente. Magari la prossima volta può venire a dare una mano alla gente, così magari si rende conto di come sono le situazioni veramente, senza fare tante battute, di fronte a una tragedia che ha provocato anche dei morti.